Sai, caro Gianni, quando uno va in missione, specialmente in teatri di guerra, anche se va in missione di pace, ha sempre bisogno di una persona con cui confidarsi. E diciamo che c'è sempre un punto di riferimento per i militari. Diventa quasi un padre. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo, devo dirti che mi hanno colpito le parole che ha detto. Lui ha detto che dalla terra di Sardegna nascono frutti speciali, fiori speciali, profumi speciali, così sono i nostri militari. Padre Mariano, devo dirti che è veramente una gran bella persona. Quel giorno era lì a Nassiriya ed ha vissuto questa tragedia in prima persona. Ascoltiamo le parole di Padre Mariano. Vice Brigadiere Coletta Giuseppe. Presente. Caporale scelto Filippo Andrea. Presente. Sono passati 18 lunghissimi anni da quel tragico 12 novembre 2003. Caporale scelto Filippo Andrea. Presente. Luogotenente Precosi Enzo. Presente. Maresciallo Ghione Daniele. Io ho vissuto quello che hanno vissuto tutti, un'esperienza terribile, perché mai avremmo pensato di poter subire ciò che abbiamo sperimentato. E ho voluto iniziare con voi questa intervista da questo luogo dedicato a Maria, è la signora della città di Sassari. E penso a tutte le donne, penso alle mamme, alle spose, penso anche a quella mamma, Maria Bergamas, che ha compiuto 100 anni fa scelse il Milite Ignoto. Appuntato scelto Intramaglia Domenico. Presente. Caporale scelto Majorana Oracchio. Presente. E allora mi piacerebbe partire dalla Madre di Gesù, che ha donato il Figlio per la salvezza del mondo, e Maria Bergamas, che sceglie uno dei suoi figli, perché ogni figlio militare è colui che dona la vita per la salvezza della patria. E allora mi piacerebbe consolare ogni mamma, ogni sposa, ogni donna. Ripartire da lì, un momento difficilissimo perché era inaspettato. Noi avevamo tanta cordialità con le persone. Non dimenticherò mai il mercato di Nassiriya, dove quelle luci con quegli specchi ci riportarono lì a vedere cosa succedeva. E lì per un matrimonio andavano in un bacile enorme di rame, andavano le donne a scegliersi i denti. Tutti i denti erano lì in mezzo, no? Fu una cosa incredibile, poi dopo non si è potuti più andare. Ma la sera prima ci fu un ufficiale che mi disse: "Ah, frate, poi con te devo parlare, perché domenica scorsa tu hai detto nel Vangelo: tenetevi pronti perché non sapete né il giorno né l'ora". Tenente Ficucello Massimo. Presente. Dottore Rolla Stefano. E mentre io mi accingevo a spiegargli questo passo del Vangelo, lo chiamò la fidanzata e mi disse: "Me lo dirai domani". E domani non ci fu più tempo, perché all'indomani ci fu la strage. Dottore Rolla Stefano. Presente. Dottore Becci Marco. Presente. Così vile un attentato che possa fare una carneficina di tanti uomini che stavano lì con i bambini, perché consideriamo 19 nostri, ma dobbiamo considerare anche gli altri, certo, i bambini e le donne. Ecco, questo fu un affronto veramente terribile. Allora vedi, la cosa che a me fa male è il poterlo raccontare, ma non perché uditore, ma perché testimone. Da questo attentato sono rinate le forze armate. C'era una fila incredibile lì a Roma, perché tutti volevano onorare i defunti, no? Quelle 19 salme che erano esposte lì all'altare della patria. Eravamo preparati in tutto, potevamo avere il mangiare per mesi, ma mai avremmo pensato di poterci trovare davanti a una situazione che, pur facendo del bene alle persone, tu hai delle situazioni così tragiche di distruggere il corpo dei nostri fratelli. Allora che succede? Succede che se non hai la fede, che risposta puoi dare? Mi sento come ieri, mi sento triste, perché davanti alla morte c'è solo una risposta, quella di Cristo che la vince e ci dà la pienezza della risurrezione. D'altronde
Così come nasciamo dal grembo materno, così ci ritorniamo. Noi figli di questa terra sarda sappiamo bene la madre terra. Francesco ce l'ha insegnato ed è una terra, quella di Sardegna, che fa parte della nostra nazione italiana, una terra fertile, una terra buona dove in questo campo così bello, gioioso e anche profumato ci sono dei frutti speciali, ci sono dei fiori speciali, ci sono dei profumi speciali, i militari. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Di Giuseppe Coletta, che aiutava i bambini di Nassouia per ritrovare lo sguardo del figlio che aveva perso fra le braccia a 5 anni, consumato dalla leucemia. E proprio il vice brigadiere dei carabinieri Giuseppe Coletta, di 39 anni, aveva inviato pochi giorni prima di morire una cartolina ai suoi amici. Aveva scritto poche parole di saluto da questo luogo pieno di storia.